Scade lunedì prossimo 21 luglio il termine ultimo per partecipare al premio internazionale Matita d'Oro del Mediterraneo, istituito dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e aperto ai professionisti e autori di progetti di chiese, moschee e sinagoghe realizzate in uno dei 24 paesi del bacino del Mediterraneo. L'obiettivo del premio, ricorda il presidente dell'Ordine di Agrigento Rino Lamendola, è quello di alimentare un confronto culturale nel bacino del Mediterraneo, proponendo l'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli in grado di superare le divergenze politiche e talvolta religiose che spesso impediscono un proficuo confronto tra le civiltà della terra. In tal senso la scelta del tema, i luoghi di culto nel Mediterraneo, è perfettamente in linea con gli obiettivi del premio, che potrà ripetersi con cadenza biennale, coinvolgendo di volta in volta soggetti promotori diversi in relazione al tema trattato. La premiazione avrà luogo in occasione del convegno internazionale che si svolgerà il prossimo 10 ottobre al Teatro Pirandello, nel corso del quale interverranno architetti di chiara fama internazionale come Gwendalina Salimei e Mario Cucinella. Gli interessati, per partecipare al concorso, potranno seguire le procedure indicate sul sito istituzionale dell'Ordine e sulla piattaforma nazionale concorsi.awn.it.